Ci troviamo a Cividale, nel monastero di Santa Maria in Valle, uno dei complessi monumentali più importanti della cittadina. Il monastero si trova nella parte sudorientale dell'antica città romana, l'antica Forum Iuli, e occupa gli spazi che prima hanno visto sorgere in questo luogo la Gastaldaga Longobarda, vale a dire la zona della corte regia. All'interno del monastero di Santa Maria in Valle c'è il Tempietto Longobardo. Il Tempietto Longobardo è una delle più preziose testimonianze che i Longobardi ci hanno lasciato. Non per nulla è stato riconosciuto, assieme ad altri monumenti dell'Italia, come patrimonio dell'umanità nel 2011. Il Tempietto Longobardo è una piccola cappella che nacque appunto come cappella di palazzo della corte regia, quindi la cappella del re. Probabilmente sorse proprio per volontà di due re longobardi che erano di origine cividalese, Ratchis e suo fratello Astolfo, che ressero il regno longobardo a cavallo della metà dell'VIII secolo, quindi siamo alla fine del regno longobardo. L'architettura del Tempietto Longobardo si richiama alla tradizione paleocristiana e bizantina, che viene però rinnovata e rivista in un modo nuovo, quindi dando vita ad un monumento assolutamente innovativo ed eccezionale. E all'interno invece è uno scrigno di opere tra le più importanti di quel periodo. Importantissimi sono gli affreschi che trovano riscontri con opere di stampo bizantino appunto del VIII secolo, in particolar modo con gli affreschi di Santa Maria Antiqua a Roma, ma assolutamente eccezionali e noti in tutto il mondo sono gli stucchi del Tempietto Longobardo, stucchi che adesso si possono osservare solo sulla parete occidentale, ma che un tempo dovevano decorare l'intera aula del monumento. Si nota soprattutto la parte superiore con una teoria di martiri e vergini ad altezza naturale che rappresentano una delle poche opere di statuaria di questo periodo. E bellissimo è anche l'archivolto che decora l'arcone sopra l'ingresso e con un bellissimo tralcio vitineo lavorato a giorno, che è davvero un'opera assolutamente eccezionale. Nel tempietto lavorarono i migliori artisti disponibili sul mercato in quel momento, gli artisti chiamati qui appunto dai re longobardi cividalesi che vollero per la loro cappella di palazzo nella loro città di origine una opera eccezionale. L'arco in stucco sopra la porta d'ingresso incornicia una lunetta con un bellissimo affresco che raffigura Cristo tra due arcangeli. Il tempietto era probabilmente infatti dedicato al Salvatore. Il tempietto era riccamente decorato e doveva essere una meraviglia di colori. Le parti alte delle volte del presbiterio, ma anche della volta sopra l'aula, erano decorate da mosaici e in particolare probabilmente l'aula anche da mosaici con foglia d'oro. Ricchissime erano anche le decorazioni scultoree, di scultura architettonica del tempietto, in cui furono riutilizzate delle colonne in marmo greco, probabilmente provenienti da Ravenna, e proprio il re Astolfo nel 751 conquistò infatti Ravenna, ma anche il setto che separava il presbiterio dall'aula. Nella corte regia longobarda, alla fine del regno longobardo, all'inizio dell'età carolingia, cominciò a nascere il monastero di Santa Maria in Valle. Le monache usarono quindi questo oratorio nell'ambito delle loro funzioni liturgiche e nel XIV secolo, verso la fine del XIV secolo, inserirono nell'aula proprio un coro ligneo, anche questa un'opera bellissima che si può tuttora ammirare in posto nel Tempietto Longobardo. Dal XIX secolo il Tempietto Longobardo è di proprietà del comune di Cividale ed è stato aperto al pubblico e tuttora è una delle mete più ambite per i turisti che visitano Cividale.